Mi chiamo Anna, sono un'ostetrica dell'ospedale di Campo San Piero. Oltre a svolgere la mia attività in sala parto e nel reparto di ostetricia ginecologia, mi occupo anche insieme ad altre 2 colleghe infermiere ed ovviamente insieme ai medici specialisti dell'ambulatorio di diagnosi prenatale. Il nostro ambulatorio è attivo tutti i lunedì mattina ed è possibile svolgere amniocentesi, villocentesi e anche il prelievo di sangue per la determinazione del cariotipo dell'adulto. Per informazioni e prenotazioni potete rivolgervi alla nostra segreteria. Sono la segretaria della ginecologia di Campo San Piero e questo è il percorso nascita e qui si possono prenotare le diagnostiche prenatali, quali amniocentesi e villocentesi. La segreteria è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Si può anche telefonare. Sono Chiara, ostetrica presso il punto nascita dell'ospedale di Campo San Piero. Verso la 37esima settimana la donna accede all'ambulatorio della gravidanza a termine. L'ambulatorio è situato al 4° piano area rossa dell'ospedale di Campo San Piero in percorso nascita. Il contatto avviene telefonicamente intorno alla 35esima, 36esima settimana della gravidanza, chiamando dal lunedì al venerdì tra le 12 e le 14 al numero 049 932 4975. L'ambulatorio è condotto dall'ostetrica, la quale si avvale della consulenza del medico specialista ginecologo nei casi in cui siano presenti dei fattori di rischio che richiedono l'assistenza addizionale per la mamma o per il nascituro. Durante il controllo della 37esima settimana avviene l'apertura della cartella clinica. Raccogliamo i dati biografici della mamma, i dati biografici del papà, i dati riguardo alla salute materna, e informazioni relative a gravidanze precedenti e relative alla gravidanza attuale. Controlliamo le ecografie ostetriche e gli esami eseguiti durante i 3 trimestri della gravidanza. Raccogliamo un campione per la ricerca dello streptococco e beta emolitico a livello vagino-rettale. Ci sinceriamo del benessere materno e fetale attraverso la rilevazione di alcuni parametri, tra i quali l'auscultazione del battito fetale. Consegniamo alla mamma il questionario per la partoanalgesia da compilarsi affinché durante il travaglio e parto, su richiesta materna, gli anestesisti possano praticare l'analgesia epidurale. Ampio spazio diamo durante il controllo della 37esima settimana al counseling ostetrico e consentiamo alla mamma di esprimere i suoi eventuali dubbi, incertezze riguardo al travaglio, al parto, al periodo del postpartum e all'allattamento. Accogliamo le sue emozioni che talora presso il termine della gravidanza possono fisiologicamente oscillare da un profondo desiderio di partorire, quindi conoscere il proprio bambino, al desiderio di continuare ancora un po' la dolce attesa. Diamo qualche suggerimento, indicazione affinché le ultime settimane della gravidanza possano essere vissute con serenità e con fiducia nel proprio corpo, in attesa che giungano quei segnali che portano la mamma in sala parto per accogliere il proprio bambino. Sono Elena, ostetrica presso il presidio ospedaliero di Campo San Piero. Come abbiamo visto, la gravidanza viene presa in carico nell'ambulatorio di gravidanza a termine a partire dalla 37esima settimana gestazionale. Durante questo controllo, qualora venissero rilevati dei fattori di rischio, viene impostato un percorso ad hoc specifico per quella gravidanza a rischio, in accordo ovviamente con il medico specialista ginecologo. Qualora invece a 37 settimane l'ostetrica evidenziasse un normale svolgimento della gravidanza, consegnerà alla gestante un appuntamento per la 40esima settimana gestazionale. A 40 settimane gestazionali viene eseguito il tracciato cardiotopografico a cui segue la visita ostetrica, la rilevazione dei parametri vitali e un'eventuale sticurine. A discrezione dell'ostetrica poi spetta la decisione se controllare o meno ecograficamente una tasca massima, ovvero la quantità di liquido amniotico.
La quantità di liquido amniotico viene certamente controllata a 41 settimane. Terzo e ultimo appuntamento per una gravidanza fisiologica presso l'ambulatorio della gravidanza a termine. A 41 settimane, così come a 40, viene eseguito nuovamente un tracciato cardiotocografico, vengono rilevati i parametri vitali, eseguito uno sticurine e viene effettuata la visita ostetrica. Durante questa visita, qualora il referto ostetrico lo permettesse, viene anche caldeggiata la manovra chiamata scollamento delle membrane, ovviamente in accordo e previo consenso della paziente. E il controllo delle 41 settimane è l'ultimo controllo prima del ricovero per induzione, che in questo ospedale è previsto 41 settimane più 3 giorni. L'ostetrica quindi durante il controllo della 41esima settimana fornirà alla gestante tutte le indicazioni relative al ricovero stesso. Un servizio offerto presso l'ambulatorio della gravidanza a termine è l'esecuzione dell'immunoprofilassi per le gravide RH negativo. Viene richiesto alle gestanti di chiamare preventivamente il numero dell'ambulatorio della gravidanza a termine per evitare sovraffollamenti e prenotare l'immunoprofilassi al giovedì o al venerdì. Chiediamo alla gravida di portare con sé il gruppo sanguigno e un test di CUMS indiretto recente di 15 giorni. Una volta qui verrà loro eseguita, previa firma del consenso informato, la somministrazione del farmaco attraverso un'iniezione intramuscolare. Sono Bertoldo Elisabetta, ostetrica che lavora in questo presidio, principalmente nell'ambulatorio delle gravidanze a termine, un ambulatorio dove ogni mamma che desidera venire a partorire in questa struttura verrà a incontrarci. Durante gli appuntamenti, oltre alle manovre tecniche che sono principalmente volta dell'anamnesi, il tampone vagino-rettale e i parametri, il rilevamento dei parametri materno-fetali, ci prefiggiamo principalmente di stemperare dubbi ed ansie e condividere anche aspettative che ogni mamma ha in questo momento delicato della gravidanza. Quindi vi aspetto e qualsiasi cosa abbiate da chiedere, ovviamente siete pregate magari di raccoglierle in una lista in modo che quando siete qui rispondiamo completamente a tutto. Sono Claudia, un'ostetrica del punto nascita di Campo San Piero. Qui da noi è possibile partorire spontaneamente dopo un taglio cesareo. Per farlo è possibile richiedere un colloquio con il nostro direttore di struttura. Sono Deborah, un'ostetrica del punto nascita di Campo San Piero. Questo è il nostro ingresso con la sezione travaglio e parto. Come vedete c'è un campanello che è direttamente collegato alla sezione travaglio, è disponibile 24 ore su 24. Noi siamo sempre qui, siamo sempre disponibili, vi aspettiamo, siete le benvenute. Mi chiamo Luisa, sono un'ostetrica che lavora qui da tanti anni. Qui io e le mie colleghe vi accoglieremo quando arriverete. E in questa stanza raccoglieremo i primi dati anamnestici e valuteremo il benessere materno-fetale. Quindi qui potete esprimere anche i vostri pensieri, le vostre domande per poi più in confidenza proseguire insieme e vedere la nascita del bimbo che avete tanto atteso. Sono Maria Chiara e sono un'ostetrica del punto nascita di Campo San Piero. Alle nostre mamme offriamo tecniche analgesiche di tipo naturale come l'acqua e farmacologico come l'analgesia peridurale, offerta 24 ore su 24. Io sono Paola, sono un'ostetrica di Campo San Piero. Durante il travaglio ogni mamma è libera di assumere qualsiasi posizione lei preferisca, è libera di usare la palla, è libera di usare lo sgabello, può assumere qualsiasi posizione lei preferisca. Sono Katia, sono un'ostetrica che lavora presso il presidio ospedaliero di Campo San Piero. Vi volevo presentare una sala travaglio, mostrarvi due strumenti che una partoriente, se lo desidera, può utilizzare come la palla e lo sgabello. Sono Bertilla Vano, un'ostetrica attualmente impegnata sia in ambulatorio di gravidanza a termine sia in sala parto. Vi voglio parlare dell'utilizzo della doccia che noi consigliamo alle mamme soprattutto nella fase preparatoria del travaglio e parto e a volte anche durante proprio il travaglio. L'acqua ha la capacità di attenuare un po' il dolore e di rendere più sopportabile il travaglio.
è molto più agevole rispetto alla vasca e soprattutto per chi non ama immergersi in vasca e preferisce così la doccia. Sono Valentina, sono un'ostetrica del punto nascita di Campo San Piero. Per quanto riguarda le tecniche analgesiche di tipo naturale, offriamo l'uso della vasca in travaglio, in quanto si è dimostrato avere numerosi benefici nell'alleviare il dolore. Sono Sabrina, sono un'ostetrica che lavora nel punto nascita di Campo San Piero e volevo farvi vedere la nostra sala vasca, dove una mamma che lo desidera può affrontare il proprio travaglio facendosi coccolare e avvolgere dai benefici che dà l'acqua calda. Sono Alice, un'ostetrica presso il punto nascita dell'ospedale di Campo San Piero. Nelle 2 ore successive al parto, il personale ostetrico vi supporterà ad accudire il vostro bambino attaccandolo precocemente al seno, garantendo così il contatto pelle a pelle. Oltre a ciò, controlleremo che il decorso postpartum sia regolare, favorendo la nascita della nuova famiglia che si è appena creata. Sono Elisa, un'ostetrica presso il punto nascita di Campo San Piero. Vorrei dirvi che in questo momento di emergenza, a causa del coronavirus, garantiamo l'esecuzione del tampone Covid a tutte le degenti e ci prendiamo cura di voi attraverso il rispetto delle norme di sicurezza e l'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione. Inoltre abbiamo sempre garantito e cercheremo di garantire sempre la presenza dei papà durante il travaglio e durante la degenza. Sono Chiara, un'ostetrica del punto nascita di Campo San Piero. Per quanto riguarda i giorni di degenza, prevediamo il ritorno a casa in seconda giornata per un parto che sia avvenuto dalla mezzanotte a mezzogiorno. Invece, per quanto riguarda il taglio cesareo, il ritorno a casa è previsto in terza giornata. In terza giornata anche per i parti spontanei che sono avvenuti dopo le ore 12 del giorno, perché è previsto il controllo dei neonati alle 48 ore di vita. Sono Mirella, sono un'ostetrica del punto nascita di Campo San Piero. Questo è il nostro reparto di ostetricia e ginecologia. I posti letto per l'ostetricia sono 28, la maggior parte stanzine a 2 letti, qualche stanzina a un letto solo, comunque tutte dotate di bagno in stanza con doccia e con fasciatoio. Il personale è costituito sia da ostetriche che da infermiere e pronte a soddisfare le vostre esigenze clinico-assistenziali. Sono Toniola Barbara, un'ostetrica del punto nascita di Campo San Piero. Volevo dirvi che nel nostro presidio è presente un'attenzione particolare per le donne straniere, infatti è attivo un servizio di mediazione linguistica e alcune di noi hanno avuto la possibilità di andare a svolgere un periodo di lavoro all'estero e quindi la maggior parte del nostro gruppo parla inglese o francese. Qualora questo non fosse sufficiente, ci avvaliamo di strumenti cartacei, come appunto questo opuscolo, attraverso il quale potremo riuscire a comunicare al meglio durante il vostro periodo di permanenza qui. Sono Susanna, ostetrica di Campo San Piero. Questa è una stanza del nostro reparto di ostetricia. Come vedete, oltre al letto troverete un fasciatoio che è proprio vicino ai vostri letti. In ogni stanza la mamma può restare con il proprio bambino 24 ore su 24, quindi il cosiddetto rooming in. Con il supporto di noi ostetriche e del personale del nido vi aiuteremo per quanto riguarda l'allattamento e la gestione del bambino. Mi chiamo Alessandra, sono un'ostetrica del punto nascite dell'ospedale di Campo San Piero e oggi vi parlo dell'ambulatorio di Porperio. È un ambulatorio dedicato a tutte le mamme che hanno partorito, anche in altre strutture, perché è un ambulatorio pubblico, a libero accesso, pertanto non serve l'impegnativa, non serve prenotazione, potete venire liberamente nell'orario che più vi fa piacere, che più vi è comodo, tutti i martedì mattina dalle 8 alle 2. Venite con i vostri bambini, ci sarà un'ostetrica ad accogliervi per qualsiasi esigenza. Quando nasce un bambino si creano nuovi equilibri all'interno della famiglia, pertanto noi siamo qui dedicate proprio per venire incontro a tutte le nuove esigenze, a tutti i nuovi dubbi
domande, perplessità che ci possono essere. Le domande più frequenti: il bambino cresce bene, avrò latte a sufficienza, oppure problemi legati al parto o al cesareo, quindi qualsiasi cosa, qualsiasi dubbio, avete bisogno di un consiglio, di un suggerimento, di una rassicurazione, noi siamo qua. Sono Michela De Toni, coordinatrice ostetrica dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Campo San Piero, e sono qui per dirvi due parole rispetto alla documentazione da portare per il vostro ricovero per il travaglio per il parto. Oltre a quella che avete già presentato al momento dell'apertura della cartella, è importante abbiate sempre con voi un documento che può essere la carta di identità o il passaporto, naturalmente validi, non scaduti, e lo stesso vale per la tessera sanitaria. L'importanza della loro validità è perché l'ostetrica in tempo reale precompila poco prima del parto nel portale della Sanità Regione Veneto, il cosiddetto CEDAP, la vostra attestazione di nascita e il certificato appunto di assistenza al parto. I dati devono essere corretti e veritieri appunto, quindi è importante che abbiate con voi questa documentazione. E l'ostetrica vi inviterà poi in un successivo momento a fare la denuncia di nascita, che deve essere fatta entro 10 giorni dal parto. Può andare direttamente il marito se siete regolarmente coniugati, in un secondo momento insieme, entro 10 giorni appunto, se invece non siete coniugati regolarmente. Come avete potuto vedere, sono una bella squadra di professioniste, lavorano in stretta collaborazione con i nostri ginecologi, nonché con il direttore, e avrete modo anche poi di conoscere le infermiere che soprattutto nel postparto, nel reparto degenza, e le figure OS che sono molto importanti. Vi offriranno diciamo il menù per la vostra colazione, il vostro pranzo, la vostra cena ogni giorno, e che insieme al signore dell'impresa delle pulizie rendono sempre le vostre camere confortevoli per rendere appunto questo soggiorno più sereno possibile. Tutti insieme ci impegniamo per darvi il meglio e soprattutto per rendere questo momento, questo percorso e questo lieto evento come è la nascita del vostro bimbo nel migliore dei modi e nel momento più lieto, insomma, che una donna possa desiderare, perché è un momento molto importante per la vita di una donna. Sono Francesca, un'ostetrica del punto nascita di Campo San Piero. Noi vi aspettiamo numerose per accompagnarvi nel lieto evento della nascita del vostro bambino.